È ospite dei nostri studi di Torino un dirigente del Partito Democratico della Sinistra, Piero Fassino. Lo ringrazio di essere venuto, dovrebbe esserci, lo vedo. Grazie Fassino di essere intervenuto. Voi ieri vi siete astenuti sull'apprezzamento di Andreotti del piano di pace di Gorbaciov e anche oggi Occhetto si è rivolto ad Andreotti. Ecco, questa vostra azione per linee interne di sostegno e di come posso dire, sollecitazione al governo italiano, che frutti sta dando? Ma noi crediamo che non si debba perdere la speranza, anche se le ultime notizie non confortano certo gli sforzi che si stanno facendo. D'altra parte pensiamo che tra l'ultima proposta che è stata avanzata ieri dopo i colloqui tra gli iracheni e i sovietici e le richieste che sono contenute nell'ultimatum americano non ci siano differenze incolmabili. È probabilmente possibile, forse con un'azione da parte dell'ONU e del Consiglio di sicurezza che è riunito in questo momento, lavorare ancora per verificare le possibilità che le condizioni per evitare la guerra si realizzino. Io penso che in queste ore bisogna lavorare per fare in modo che un ultimatum scaduto non si traduca automaticamente nella guerra, ma invece siano messe in essere tutte le scelte per fare in modo che spazi negoziali siano percorsi. Due rapide risposte per favore a due domande che vengono colte dall'attualità politica, dalle implicazioni politiche di questa crisi. Il Presidente del Senato Spadolini dice oggi che comunque questa crisi ha rilanciato il ruolo dell'ONU. Voi del Partito Democratico della Sinistra pensate che sia così? Diciamo che questa guerra, così come fin qui è venuta maturando e realizzandosi, dimostra che è necessario porsi il problema del governo del mondo, del governo degli equilibri mondiali. Il vecchio assetto bipolare che assegnava all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti il governo del mondo è venuto superandosi negli ultimi 2 anni dopo la crisi conseguente alla caduta del muro di Berlino. Si pone il problema di governare il pianeta e le contraddizioni grandi che lo percorrono, e quindi il problema del governo unitario del mondo, di una sede internazionale da tutti riconosciuta, che può essere l'ONU, che sia capace di fare in modo che ogni conflitto abbia soluzione politica e non bellica, è una questione all'ordine del giorno, ancor di più dopo questa crisi irachena. Oggi Astella ha escluso il cosiddetto governissimo di cui si è parlato anche dopo la vostra astensione, cioè di una possibile intesa PDS-PSI-DC. Anche voi lo escludete? Ma io credo che sarebbe assai curioso e meschino che noi, come dire, incrociassimo, intrecciassimo la situazione politica interna e la sua evoluzione con il dramma che si sta consumando nel Golfo Persico. Io penso che le proporzioni di quel dramma siano tali da non essere ricondotte alle piccole logiche di schieramento interne nostre, che in questo momento ci debba essere lo sforzo da parte di tutti per fare in modo che uno sforzo che si sta compiendo per evitare sull'orlo del baratro una guerra drammatica e sanguinosa debbano essere confortati dall'impegno solidale di tutte le forze politiche in Italia e nel mondo. Mi pare che già la guerra ha dimostrato come una guerra è sempre una guerra con il suo carico di morte, di sangue, di lutti, di devastazioni. In questo momento credo che tutti dobbiamo fare quello che è possibile per evitare che precipiti un dramma ancora più grave. Grazie.